trovare vari camper austro-ungarici perché sono targati Austria e arrivano qua in Ungheria, quindi sono austro-ungarici. 3 sono, guarda che roba, oh, i camper da Sky austriaci, guarda che roba, figo però, eh. Bellissimi, buongiorno! Can I film your camper? Very beautiful. The best one is the Limmer, I like that Limmer, but have the double bed, very beautiful. E questo cos'è? Hobby? Mai sentito? Buongiorno! Buongiorno, chef. Piove, raining. Chef. Thanks for the chef. Allora. Questo è l'Imer Exis 474, l'avevo visto su internet, solo che ha 7 metri e ha il doppio letto dietro. Non ha letto in coda, ha i 2 letti, quello che avevo visto io. Però molto bello, vedi, col gavone per la mountain bike, molto bello. Molto bello questo. Scende la pioggia, ma che fai? Piove in tutto il mondo, ma proprio anche qua dove c'è io me. Cazzo che vento! Qua mi ricordo sempre quando dissi a Giovanni: Giovanni, mi raccomando, portati il costume, mi raccomando. Tassi che, porco cane, sono qui con le calze di lana, i calzini invernali e i scarponi da wild, hai visto? Il giubbotto pesante, felpa pesante, maglie di lana, porco cane. C'è il bagno qua, sappiamo. Dai, guarda il bagno, beh, ma non è proprio il massimo come bagno, voglio dire. Le puntine del mondo, è un canale che ormai va a vedere tutte le cose abbandonate, ma c'è... vaffanculo, te sei stato! Pensavo che venisse fuori chissà cosa, ma vaffanculo, ho visto troppi film horror, vai in mona, va, porca troia. Andiamo a vedere quella piuttosto. Mamma mia, tachicardia mi hai fatto venire. Cazzo, uno è là che fa le cose un po' del wild e gli si apre questo così. Qua è tutto chiuso. C'è da andare per di qua, vuoi che andiamo di qua? Vuoi che andiamo di là? Andiamo? Permesso. Ci viene giù tutto qua. È chiuso anche. Meglio di no, va. Cioè è chiuso, potremmo entrare per le finestre là, ma sono piccole, non... E secondo me dentro è anche tutto allagato. Beh, metti vuoi venire te a esplorare, no? Visto che ti ho puntinato la zona, esplorare questo coso abbandonato, sai che lì alla fine è chiuso, insomma ci sono solo le caldaie. Ecco Giovanni che si complica la vita, cioè lasciavi qua l'ombrello, era... Oh. Io vorrei... Com'è? Da film horror. Come da film horror? Togli quel cazzo di ombrello, fammi vedere. Aspetta. Yeah. Ma si va avanti o è caldaia chiusa? Aspetta che accendo la luce. Ah sì, accendi la luce su, sì. Adesso io sbuon, magari c'è una fuga di gas, qualcosa, hai capito? Minchia, c'è proprio da film horror qua. È buono. È chiuso, è solo l'angolo caldaia. Ah, è solo l'angolo caldaia. Ah no, aspetta. Cosa? E fu così che Singano tornò da solo. Sì, vabbè, ma come cazzo ci entri là? Però lì mi sa che comunque è la parte di dove si entrava di là. Può vedere se si apre, ma non credo. Secondo me l'avranno chiusa. È chiusa. Vabbè, uschiamo. Proviamo senza annegarci. Piede qua, piede là e piede qua. Sì, vabbè, ma la vedo scomoda entrare da lì, eh. Ecco, esplorando. Non ci credo, c'è uno in maniche corte. Ma che cazzo mangiano qua? Fatti vedere dall'altra parte. No, quella è riflesso dall'altra. Secondo me c'era un cadavere. No, come? Eh sì, non lo so, c'era qualcosa di sdraiato dentro. E ciò? Ma va. Vediamo. Arriva qualcuno. Mentre esco. Ma chiappa mi riporta dentro. Ma è un dente. Aspetta, forse sono 2. Allora, questo è quello che abbiamo visto noi come albergo abbandonato. E qua adesso questo è un altro. Balaton Hotel. Guarda che faccia che aveva una volta, guarda. È che è scritto tutto in ostrogoto, non si capisce niente. No, non è abbandonato, secondo me sì. Boh, adesso andiamo a vedere.
Italia se lo sarebbero già caricato su un Iveco e se lo sarebbero già portato via. Sì, a parte, esatto, come ha detto Giovanni, che in Italia se la sarebbero già caricati su un Iveco e portata via. Comunque qua nel parco c'è anche il cambio da euro a fiorini ungheresi, quindi io adesso te lo puntino nelle mappe. Se non se lo portano via prima. Esatto, se non se lo portano via prima. Non so, guarda che Oseo strano. No, vieni qua Oseo, dai che devo documentare la fauna locale. Mamma mia, Oseo antipatico. Sì, dopo da sta parte qua vedi c'hai tutti i bevi e mangia praticamente. Volevo dedicare questo poster a un amico, ma poi mi sono ricordato che lui ha la fissa col Braulio, non con l'Unicum. Aspetta, perché Giovanni mi porta sempre in te periferie, io gli ho detto cazzo andiamo in riva al lago, no? A vedere gli ampi spazi aperti. Permesso. Ah, i cigni, shh, qui ci sono i cigni, shh. Ma pensa, qua nei divieti, oltre a non poter venire col cane quello dell'Eni, che vabbè insomma è una particolarità, non si può fumare, che robete, cioè qua all'aperto, pensati, buono. Quindi Giovanni tu sei legale, eh? Dove cacchio è andato? Beh, è simpatico perché ogni tanto ti dà quell'impressione della piccola Chernobyl, no? Trovi tante cose abbandonate, tra le varie qui abbiamo un mini golf abbandonato, sì, con buche anche un po' sfigate voglio dire. Poi qui, boh, non so, abbiamo delle antiche raffigurazioni, tipo il tizio che va nella locanda, è arrivato l'ora di pagare e l'oste lo guarda, va con quell'aria un po' incazzato. L'altro soffre perché non può pagare e poi niente, poi fa sta fine qua, quindi insomma attenti ad andare nei ristoranti qua. Ormai è praticamente il secondo giorno che siamo qui. Ciao Cigni, sì, state facendo il Cigno raduno, sì lo so che state, guarda che spazio che sei. Porca troia, ma dove cazzo vai spazio così? Non so, guarda che altri, sono fiappinetti. Stanno facendo l'erba. È buono che vi state facendo l'erba. Boh, io vado avanti. Ah, tranquillo Scigno, tranquillo, mai paura bello, faccio niente. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Sì, probabilmente viene utilizzata come spiaggia qua, perché vedi, tutte queste cose sono tutti... come cavolo si chiamano? Gli spogliatoi, no? E qua, buongiorno, Ungheria! Wow, guarda Cocal! Sempre che piove, vada Cocal schegese! C'è un po' di tutto, anche il coso concerti qua. No dai, bisogna dire che è molto ricco di attività questo posto qua, veramente, secondo me d'estate qua c'è il disaster. Beh, questo albergo invece secondo me è chiuso, non è abbandonato. Adesso andiamo... si può andare a vedere? Andiamo a vedere? Questo albergo. C'è la luce dentro? Che palle. Mangan roulette, torco cane, ti danno quei manganelli addirittura. No, via. Via.